Carasco traccia un bilancio dall'alluvione 2014. In molte zone la situazione è tornata alla normalità. Il Comune aspetta dalla Regione il finanziamento per il consolidamento della sponda del nuovo ponte. Approvata la nuova traduzione del Messale romano con la modifica alla penultima invocazione del Padre Nostro. Ora ci vorrà ancora tempo prima della pubblicazione ufficiale. Una squadra di sacerdoti per le parrocchie di Aveggio, Certenoli e Romaggi in Val Fontanabuona. Prete Rinaldo sarà amministratore parrocchiale, sarà aiutato da altri 3 per le messe e il catechismo. Orientamenti 2018 chiude con un record di visitatori. Nelle 3 giornate di apertura il Salone di Genova ha proposto offerte e prospettive di studio e lavoro a migliaia di ragazzi. L'ASL 4 celebra domani la giornata mondiale del diabete. In piazza Matteotti a Chiavari controllo gratuito della glicemia. Nel 2017 su 150 persone visitate, 4 hanno dovuto approfondire l'esame. Pienone per il pranzo della Proloco di Levi a sostegno del Comitato Assistenza Malati Tigullio. Le offerte finalizzate all'acquisto di un ecografo per le gestanti e le pazienti ginecologiche. Buonasera a tutti, gentili telespettatori e benvenuti nei nostri studi. Continua il viaggio di Telepace sui luoghi colpiti dall'alluvione del 2014. Oggi andiamo a Carasco, dove sono state diverse le zone, le frazioni interessate dall'esondazione dei rivi e del torrente Sturla. In alcune la situazione è tornata alla normalità, come a Terrarossa e a Santa Maria. Altre dove tutto sembra essersi fermato alla notte del 10 novembre 2014, come il caso di Via Gazzo. Al momento l'amministrazione non ha le risorse per affrontare l'intervento, ma c'è l'intenzione di ripristinare la zona. Vediamo. Il Comune intende completare, ci sarà tutta la nostra disponibilità per poter portare a buon fine quest'opera qua, perché è anche come si dice, è un secondo passaggio di macchine che leveremo ben bene del flusso sulla nostra arteria principale. E anche per quanto riguarda il Comune di Carasco, Via Gazzo resta chiuso, questo è il segnale di stop, al di là quello che resta della frana del monte franato in occasione delle piogge del 10 e 11 di novembre. Carasco sta per affrontare anche questo discorso, ma tante altre parti, la zona di Santa Maria, Terrarossa, colpita dall'alluvione, qui invece si è già ripartiti. Adesso la situazione è ritornata alla normalità, sono state fatte tante opere da quel giorno lì che è venuto l'alluvione, è stato messo in sicurezza anche dei fronti sul fiume, in località Re ci aveva portato via la strada di collegamento, è stata rifatta, migliorata e messa in sicurezza rispetto a prima, perché prima non era un impalcato di scogli. È stato rimesso in sicurezza anche la passerella, che è stata ricollaudata e c'è l'agibilità di poterci passare. In più è stato pulito bene il Valle Trezza, che l'ultimo intervento è stato fatto 1 mese e mezzo fa, in quanto con le acque che sono piovute all'inizio qua della stagione invernale ha creato di nuovo delle difformità, andando a tappare il deflusso delle acque. È stato ripristinato mettendo dei massi e portato in sicurezza. La zona produttiva di Santa Maria anche era stata interessata dall'alluvione, alcune aziende alluvionate anche qui sono ripartite. Sì, alcune aziende che erano state alluvionate, tipo Manifattura del Tigullio, la Banten superficialmente, poi la Sama, la Maxima Gradi, che c'era l'Ocheo e altre aziende che gravitano in quella zona lì, sono ripartite gradualmente e poi è ritornato tutta la normalità dopo 2 anni. Il Comune adesso sta aspettando via libera per il consolidamento della sponda relativa al nuovo ponte di Carasco che, nonostante la struttura fosse nuova, ha subito alcuni cedimenti. A che punto siamo? Siamo al punto che ora aspettiamo il nulla osta dalla Regione Liguria per poter fare l'esecutivo, di dare poi inizio, fare la gara d'appalto e dare inizio ai lavori, perché è un'opera importante di €1 milione. Il Comune di Portofino mette a disposizione dei residenti 4 nuove corse in battello, 2 da Portofino, 2 da Santa Margherita. Dal borgo i portofinesi insieme agli studenti potranno usufruire del battello Nettuno alle 7 e alle 8 con accompagnatore a bordo dedicato agli alunni delle elementari.
Ulteriori 2 corse aggiuntive saranno a disposizione alla sera, con partenza da Santa Margherita alle 19 e alle 20, confermati tutti gli altri orari. La delegazione di Rapallo e Zoagli dell'Ascom organizza per martedì prossimo alle 20 presso l'Hotel Europa di Rapallo una serata aperta a tutti, associati e non, per supportare chi ha subito danni a causa della mareggiata del 29 di ottobre scorso. Sarà presente anche il presidente dell'Ascom di Genova, il dottor Paolo Odone. Nell'occasione sarà possibile ritirare il modello segnalazione danni da inviare alla Camera di Commercio di Genova entro il 29 novembre. La Giunta di Sesti Levante ha deliberato la sospensione e il differimento del pagamento delle imposte comunali per le attività produttive del territorio danneggiate dal maltempo del 29 e 30 ottobre scorsi. Il provvedimento riguarda tasse come IMU, Tari e COSAP con scadenza fino al 30 giugno 2019. Le attività dovranno comunicare al Comune di aver subito danni. Il pagamento sarà quindi differito alla prima scadenza utile successiva al 30 giugno del prossimo anno. A 3 mesi dal crollo del Ponte Morandi è legge il decreto Genova. Il Senato questa mattina ha approvato il testo con 167 voti favorevoli, 49 contrari, 53 le astensioni. Oltre 600 milioni saranno a disposizione del commissario alla ricostruzione Marco Bucci per dare risposta agli sfollati, alle imprese, alla portualità, ai lavoratori. Il provvedimento era passato alla Camera il 1 novembre dopo una seduta notturna. La notizia del via libera del testo è arrivata al Comitato degli Sfollati di Ponte Morandi direttamente dal ministro Toninelli con un messaggio su WhatsApp. Col voto del Senato il decreto Genova è legge. Continueremo a lavorare per la città come stiamo facendo dal 14 di agosto. Adesso lo faremo con pieni poteri per poter arrivare all'obiettivo di demolire e ricostruire il ponte in tempi certi e rapidi nell'interesse dei genovesi, delle attività produttive, dei quartieri in sofferenza, delle famiglie degli sfollati e nel rispetto e in memoria delle 43 persone che hanno perso la vita nel crollo del ponte Morandi. Così ha scritto su Facebook il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci. La traduzione della 3ª edizione italiana del Missale Romano è stata approvata dai vescovi, ma ci vuole ancora un po' di tempo per la sua pubblicazione e quindi anche per la nuova versione del Padre Nostro in cui si preghiera non abbandonarci alla tentazione invece di non indurci in tentazione. Lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia, città della Pieve e presidente della CEI, Conferenza Episcopale Italiana, nella conferenza stampa di chiusura dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Vescovi Italiani. I primi a chiedersi quando entrerà in vigore la nuova versione del Padre Nostro sono stati i vescovi, ha spiegato il presidente della CEI. Prima infatti è necessaria la confermatio della Santa Sede, poi si potrà utilizzare con la pubblicazione della nuova traduzione del Missale Romano. Ci sono ancora alcune cose da correggere, da verificare, ma il grosso del lavoro è stato fatto, ha aggiunto Monsignor Stefano Russo, segretario generale della CEI. Quanto ai tempi della pubblicazione, Russo ha affermato «spero nel 2019». È un passo avanti sul concilio, ha chiusato il presidente della CEI. Ogni traduzione è anche un approfondimento spirituale, renderà più agile la preghiera nella comunità e sarà approvato da tutti. Dopo la partenza di Don Daniele Beronio, a cui è stata affidata la cura delle parrocchie di Borzonasca e Levaggi, è stata individuata una modalità nuova per seguire le comunità parrocchiali di Aveggio, Certinoli e Romaggi in Valle Fontanabuona. Sarà in azione una squadra di sacerdoti che si occuperanno del catechismo, della celebrazione della Santa Messa e anche dei malati. L'amministratore parrocchiale sarà prete Rinaldo Rocca e noi lo abbiamo intervistato. Ascoltiamolo. Come è stata riorganizzata l'attività, la responsabilità delle parrocchie che prima aveva, ovvero Aveggio, Certinoli e Romaggi? È stata inventata una soluzione inedita, molto interessante, bella e di comunione. Amministratore parrocchiale nel senso di responsabile a tutti gli effetti, legale rappresentante delle comunità, il vescovo ha nominato me per appunto soprattutto la parte amministrativa, ma non solo,
celebrerò almeno 2 messe tutte le domeniche a Romaggi e a Certendoli, e la parte pastorale, diciamo più propriamente, sarà fatta dagli altri preti del vicariato della Fontana Buona. Chi sono questi che porteranno avanti l'attività anche con i ragazzi, il catechismo e quant'altro? Sì, in particolare il catechismo sarà curato da Don Marco Gattorna e Don Gabriel. Don Guido Perazzo collaborerà in particolare per la messa a Calvary al sabato sera, ci alterneremo io e lui, e poi ci sarà tutto il servizio pastorale agli ammalati, agli anziani. Ad Aveggio io non posso andare a celebrare purtroppo, perché almeno la messa alla Quarone devo farcela ai miei ragazzi, e ci sarà Don Cristiano, e ha già iniziato anche lui queste 2 domeniche a celebrare. Un segnale bello di comunità, di un modo di portare avanti anche le relazioni tra le diverse parti della Fontana Buona del territorio. Sì, in questi giorni tra l'altro abbiamo diffuso nelle comunità parrocchiali, possibilmente in tutte le famiglie, un invito per la formazione del Consiglio pastorale d'ambito. Mentre le parrocchie hanno già il Consiglio per gli affari economici, questo sarà di 2 ambiti, da Cicagna in giù e da Serra in su, da Moconesi. È un'occasione bella e preziosa di corresponsabilità dei laici, perché in questo momento sicuramente deve crescere la possibilità per loro di farsi non solo responsabili, ma partecipi di quello che è la costruzione continua e incessante della vita di comunità che camminano insieme. Apriamo adesso la consueta finestra di Telepace sull'Arcidiocesi di Genova. La linea va alla redazione del Cittadino. A voi la linea. Benvenuti nella redazione del Cittadino. Poveri sempre con noi. Domenica 18 novembre, la giornata mondiale dei poveri indetta da Papa Francesco. Il messaggio del Santo Padre per questo speciale avvenimento vuole sottolineare come il cammino di vita riservi tante persone ai margini della strada, come Bartimeo, che urla il suo dolore senza essere ascoltato. Un grido che attraversa i cieli e che giunge fino al cospetto di Dio, ma che spesso non arriva alle nostre orecchie. Le porte saranno aperte nella parrocchia di San Marcellino domenica 18 novembre, perché dalle ore 9 sarà celebrata la Santa Messa, e durante tutta la mattinata saranno affrontati diversi percorsi tematici, partendo appunto dall'amicizia e dalla gioia di stare assieme, che si può avviare una strada di liberazione dalla povertà. Per il 2019 ritorna l'iniziativa editoriale del Cittadino, la Cattedrale di San Lorenzo, 900 anni dalla consacrazione. Un libro sui tesori artistici della cattedrale, che vuole offrire al lettore la possibilità di entrare all'interno di San Lorenzo, seguendo percorsi tematici, devozionali e spirituali. Il volume è possibile ritirarlo in redazioni in via Serra 6A o presso la libreria San Paolo in piazza Matteotti, o sempre presso la cura arcivescovile in piazza Matteotti 4. Sarà omaggio agli abbonati, disponibile invece al costo complessivo di 10 euro con l'agenda 2019. Dalla redazione del Cittadino è tutto, la linea può tornare a Chiavari. Grazie. Grazie. Un piano operativo per gestire al meglio la circolazione ferroviaria in caso di criticità legate alle condizioni meteo avverse, in particolare a situazioni di neve o di gelo. È quanto presentato quest'oggi in Regione Liguria. Il nuovo piano neve-gelo, attivato per la stagione invernale 2018-2019, parte dall'analisi approfondita delle criticità gestite in seguito agli eventi meteorologici che hanno colpito la Liguria lo scorso inverno. Il piano sarà articolato in varie fasi sulla base delle previsioni del bollettino non meteo della Protezione Civile, a partire dai 2 giorni precedenti la dichiarazione di allerta. Sono previste una serie di attività preventive che consistono in controlli straordinari, lubrificazione continua degli scambi e delle linee di alimentazione elettrica con liquido antigelo, il taglio della vegetazione potenzialmente critica, la formazione specifica del personale che sarà chiamata a intervenire sull'infrastruttura. I programmi di circolazione preventivamente pianificati prevedono una riduzione del servizio media pari al 30% in caso di allerta lieve, gialla e arancione, che sale al 50% nei casi di allerta grave, che è arancione rossa.
Il comitato di sorveglianza del programma transfrontaliero Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 ha approvato 28 progetti, 23 dei quali vedono la Liguria come partner. In concreto, con le risorse del programma, sarà possibile realizzare diversi interventi nei prossimi 3 anni, perché ha spiegato l'assessore allo sviluppo economico della Regione Liguria, Andrea Benvenuti, la Regione Liguria è riuscita ad aggiudicarsi risorse pari a 1/5 di quelle disponibili. 4 i filoni tematici dei progetti approvati per quanto riguarda la gestione integrata del patrimonio naturale e culturale, prevenzione e gestione congiunta dei rischi derivanti da incendi, sicurezza marittima e opportunità occupazionali. E ora spazio all'economia. Grazie all'area riservata dello sportello digitale dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, i contribuenti possono gestire in modo semplice e sicuro le proprie pratiche senza passaggi allo sportello. Vediamo come fare nella scheda della settimana. La sigla. Per utilizzare i servizi online dell'Agenzia delle Entrate basta collegarsi alla home page del portale e cliccare sull'icona in alto a destra Accedi all'area riservata. A questo punto è sufficiente inserire le credenziali di SPID, Agenzia delle Entrate, INPS o Carta Nazionale dei Servizi. Entrando nell'area riservata è possibile controllare la propria situazione debitoria, pagare cartelle e avvisi, chiedere e ottenere una rateizzazione sino a un massimo di 60.000 euro, sospendere la riscossione nei casi previsti dalla legge, visualizzare tutti i documenti, compresi quelli relativi alla definizione agevolata. È possibile anche delegare un professionista abilitato oppure un CAF ad operare con il servizio EquiPro. La delega conferita ha carattere generale e consente al professionista di fiducia di gestire la situazione mediante l'utilizzo di tutti i servizi disponibili via web e di avere sempre sotto controllo cartelle, avvisi, rate e scadenze. Nell'area pubblica del sito sono presenti servizi inoltre per i quali non è necessaria l'autenticazione, come Paga Online, che consente di effettuare pagamenti attraverso la piattaforma PagoPA, i canali di contatto per chiedere l'assistenza dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, come invia un'email al servizio contribuenti, e il contact center 060101. Infine la modulistica da scaricare ed inviare via email o PEC. Infine, tutte le operazioni sono effettuabili anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l'app EquiClick, con cui è possibile avere i servizi del classico sportello in tasca. In questi giorni si tiene a Lavagna la distribuzione dei moduli per poter richiedere l'assegnazione degli alloggi messi a disposizione dalla Fondazione Luigi e Giuseppe Marini. Si tratta in totale di 18 mini appartamenti che saranno affittati a canone agevolato per gli anziani bisognosi del territorio. Gli uffici della Fondazione si trovano al piano terra dell'edificio dove sono situati gli alloggi, in via Franzoni. I locali sono aperti il martedì e il venerdì dalle 10 alle 11:30. È possibile presentare la richiesta entro il 15 dicembre. Tra i dati richiesti il nucleo familiare e l'ISEE. Ultimo giorno oggi di apertura per il Salone Orientamenti a Genova. Nell'area del Porto Antico per il 23° anno consecutivo si è svolto il più importante evento di orientamento scolastico del nord-ovest e uno dei primi a livello nazionale. Le stime parlano anche quest'anno di affluenza record con oltre 29.000 visitatori al secondo giorno e un trend in crescita rispetto allo scorso anno. Vediamo. Quest'anno devo dire che c'è stata una grande collaborazione con sia la Regione Liguria che con l'Agenzia Alfa che si sono occupate dell'organizzazione. Tutti e tre enti e agenzie abbiamo dato un esempio di valida collaborazione istituzionale nell'affrontare questa grande manifestazione che oramai assume grande rilievo. Devo dire che le sfide che accompagnano ogni anno questi ragazzi sono sempre nuove e sono sempre molteplici ed è veramente una rampa di lancio, una trampolino per chi
effettivamente vuole emergere per indirizzarli verso la strada giusta secondo le loro naturali aspirazioni. Dentro lo stand di Città Metropolitana passano tutte le classi delle scuole medie che vengono in visita al salone per farsi un'idea di quella che sarà la loro scuola di iscrizione il prossimo febbraio. Lavoriamo con gli orientatori delle classi medie, lavoriamo con gli orientatori delle scuole secondarie superiori e quest'anno abbiamo veramente innovato, cambiato il sistema della visita, cambiando le disposizioni e lavorando in stretta collaborazione con Alfa anche per la gestione dei seminari. Come si sente dal rumore c'è grandissimo accesso, grandissimo afflusso e le scuole sembrano contente del contatto che hanno con i ragazzi che arrivano un po' più preparati di quello che erano gli anni scorsi. Nell'ambito del Salone degli Orientamenti di Genova, l'Ente Forma di Chiavari ha proposto la testimonianza vissuta da una classe del corso di termoidraulica impiantistica lo scorso anno in Irlanda. A raccontarla sono stati due ragazzi e il loro professore, Fiorenzo Marsiglia, accompagnati dal direttore di Ente Forma, Gianluigi Zignaigo. Nell'ambito della conferenza inoltre è stato comunicato che 4 ragazzi di Ente Forma sono stati selezionati nell'ambito di orientamenti per opportunità lavorative in Olanda in ambito termoidraulico. 100 carabinieri neopromossi e 12 da fuori regione andranno a rafforzare i reparti dell'Arma di tutta la Liguria. 58 sono quelli destinati alla città metropolitana di Genova, 12 per La Spezia, 14 a Savona, 28 a Imperia. Il potenziamento riguarderà soprattutto i comandi e i nuclei radiomobili che sono maggiormente impegnati nel servizio di controllo del territorio di sicurezza e di prossimità. A loro si aggiungono 24 carabinieri forestali, di cui 4 saranno impegnati nel reparto del Parco delle Cinque Terre. Gli ambulanti di Recco vogliono che il mercato settimanale del lunedì resti dov'è e chiedono quindi al Comune di rivedere la decisione di spostarne la sede sul lungomare. Luogo senz'altro bello e caratteristico, ma dicono assolutamente inospitale per l'attività di vendita. In una lettera recapitata all'amministrazione comunale, gli ambulanti spiegano che il lungomare sarebbe troppo periferico, poco sicuro e di complessa gestione nel periodo estivo. Inoltre l'attuale collocazione fra piazza San Giovanni Bono e via 20 settembre per i titolari dei banchi ha un impatto molto ridotto sul traffico cittadino. L'ASL 4 Chiavarese celebra domani la giornata mondiale del diabete. La malattia colpisce persone di ogni età e i casi sono in aumento in tutto il mondo. Tuttavia si può combattere con la prevenzione. Per questo domani a Chiavari, in piazza Matteotti, sarà presente un presidio dell'Associazione Volontari Assistenza Diabetici per il controllo gratuito della glicemia. Vediamo. In caso di diabete qual è il rischio più grave? Il rischio principale innanzitutto è quello di non accorgersi di averlo, perché il diabete tipo 2, quindi il diabete quello dell'età non più particolarmente giovane, è un diabete che spesso e volentieri rimane silente e si manifesta solo in presenza di situazioni già particolarmente gravi. Non ci sono sintomi riconoscibili? Si può andare avanti per anni senza saperlo? Purtroppo sì, è facile che in un'età avanzata i sintomi non siano particolarmente evidenti e il non sottoporsi almeno una volta ogni tanto, una volta all'anno, a una verifica di questo tipo di malattia può esporre a gravi rischi. Noi il venerdì faremo per la giornata mondiale del diabete una mattinata interamente dedicata alla prevenzione a Chiavari, in piazza Matteotti, sostanzialmente dalle 8:30, 9 fino all'1. Con l'assistenza della Croce Rossa daremo la possibilità a chi vuole gratuitamente di sottoporsi a una piccolissima analisi del sangue dalla quale potrà emergere un segnale. Questo prelievo come funziona? È una micropunturina sulla punta di un dito, una goccina di sangue e in pochi istanti si avrà un risultato. Se il risultato non è del tutto rassicurante, noi lo faremo presente, gli infermieri lo potranno fare presente, in modo tale da portare questo tema all'attenzione del proprio medico e approfondire ulteriormente la tematica di questo prelievo. L'anno scorso com'è andata? Abbiamo avuto moltissime persone che si sono sottoposte volontariamente a questo test, circa 150, e abbiamo riscontrato purtroppo in 4 casi
che un qualche segnale negativo era presente. Il fatto che 4 persone su 150 ne fossero all'oscuro è un dato significativo. Il diabete tipo 2 in Liguria è una malattia che colpisce circa 100.000 persone, una epidemia in sostanza. Torniamo in studio, torna l'iniziativa Per ogni bambino nato un bambino salvato che il Comune di Rapallo in collaborazione col comitato Unicef locale ha avviato nel 2015. Il Comune adotta una pigotta, la bambola di pezza simbolo dell'Unicef, ogni volta che un bambino appena nato viene registrato all'anagrafe. Martedì 20 novembre, giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, a partire dalle 10:30 il sindaco Carlo Bagnasco a nome della città consegnerà ai nuovi piccoli cittadini di Rapallo e ai loro genitori la pigotta e la Convenzione dei diritti. Nel 2018 i nuovi nati a Rapallo sono stati più numerosi rispetto agli anni precedenti, al 31 ottobre erano già 199 i nuovi nati a fronte di 194 del 2017. Sempre il 20 novembre la Farmacia Comunale di Rapallo aderirà all'iniziativa nazionale In Farmacia per i Bambini, che prevede una raccolta farmaci pediatrici e prodotti per bambini che vivono in condizioni sanitarie disagiate. Uno dei progetti che sta sostenendo il Comitato Assistenza Malati Tigullio riguarda l'acquisto di un ecografo da donare al reparto ostetrice e ginecologia dell'ospedale di Lavagna. Si tratta di uno strumento che verrà utilizzato sia per le gestanti sia per le diagnosi precoci di tumore nelle pazienti ginecologiche. Un aiuto significativo a questo scopo è arrivato dalla Pro Loco di Leivi in occasione del tradizionale pranzo autunnale a base di stoccafisso. Vediamo com'è andata. Per voi è un modo da stare insieme? Guarda, queste cose per noi sono proprio la nostra base, lo facciamo proprio volentieri, proprio la compagnia, stare insieme, e poi per questo scopo, per i malati del Tigullio, Mordini, noi tutti gli anni lo facciamo questa cosa, anche oggi siamo proprio al completo, non c'è più posto, vuol dire che la gente ci tiene sia a noi ma soprattutto per lo scopo a cui è fatta questa cosa. Non solo stoccafisso? Non solo stoccafisso, è vero, ne approfittiamo, facciamo anche 2 testaroli, non ne fa mai quest'anno, lui fa anche posto che fiscio. La ricetta del testarolo com'è? Farina bianca, un 30% di integrale, acqua gasata e non a 50%, olio e sale, e poi si impasta bene, una densità deve essere piuttosto cremoso, in modo che diventi rotondo mentre si cola, e lì a posto. Questa giornata contribuirà, perché naturalmente non si riesce a raggranellare 60.000 euro. Dobbiamo acquistare un ecografo per il reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Lavagna. Il ricavato di questa giornata contribuirà all'acquisto di questo ecografo. A che cosa servirà questo ecografo? Allora, è un ecografo di altissimo livello che servirà sia per le pazienti ostetriche che per le pazienti ginecologiche come diagnostica. Per le pazienti ostetriche soprattutto per quelle che viene chiamata ecografia morfologica, quella della 22esima settimana, che ha bisogno sempre di apparecchi sempre più recenti per visualizzare sempre di più eventuali purtroppo patologie fetali, e per indirizzarle poi a una giusta, se esiste, terapia. Per le pazienti ginecologiche, vabbè, la prevenzione dei tumori sia dell'utero che dell'ovaio, ma soprattutto abbiamo intenzione di iniziare lo studio del pavimento pelvico con la ecografia 3D transvaginale, proprio per indirizzare le pazienti verso un intervento adeguato. In occasione del primo anniversario dell'intitolazione del Monte di Portofino a Monte dei Bambini, il Comune di Santa Margherita, l'Unicef, il Parco di Portofino promuovono un concorso letterario dal titolo Impronte sul Monte, rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Il bando può essere ritirato presso la Biblioteca Civica di via Cervetti Vignolo. I concorrenti dovranno presentare dei brevi scritti, racconti o poesie attinenti al tema del concorso, che dovranno pervenire alla biblioteca entro il 15 febbraio 2019. La cerimonia di premiazione avverrà il 27 maggio 2019 all'interno di una giornata dedicata all'ambiente del monte per celebrare l'anniversario della ratifica da parte del Parlamento italiano della Carta dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. E ora, come di consueto, scheda degli appuntamenti per la giornata di domani.
Appuntamenti in agenda per venerdì 16 novembre. Regione Liguria, ANCI Liguria e Istituto Giannina Gaslini promuovono il convegno Non ne posso più, violenza assistita, conoscere e rafforzare la rete dei servizi nel contrasto alla violenza familiare. I lavori inizieranno dalle 9 nella sala Piramide dell'Agenzia delle Entrate in via Fiume a Genova. Salvare una vita si può, diventa anche tu donatore di midollo osseo. Dalle 14.30 alle 18.30 al servizio trasfusionale dell'ospedale Galliera di Genova sarà possibile iscriversi al registro e donare una speranza al piccolo Alessandro Maria in cerca di un donatore compatibile. Convegno dal titolo Fattore comune, quando il prodotto è sinonimo di un territorio, al Teatro Comunale di Sori. I lavori inizieranno alle 15. Per i corsi di cultura alle 15 in via delle Vecchie Mura a Chiavari il docente Antonio Balsamo terrà una lezione di storia della psicologia. Nuova lezione dell'Accademia Culturale di Rapallo. Alle 16 nei locali di Villa Queirolo padre Attilio Fabris terrà una conferenza su il sacro e le categorie del mistero nella spiritualità cattolica. Nella sala Carlo Bo di Palazzo Fasci a Sestri Levante alle 16 nell'ambito degli incontri del Salotto Letterario Nuova Penisola San Marco è in programma la conferenza di Fabrizio Benente su archeologia medievale nel Tigullio. Alle 17 l'Auditorium San Francesco di Chiavari apre la mostra dei progetti degli studenti sulla riqualificazione paesaggistica del sito alla confluenza del Rio Campodonico con il torrente Rupinaro. Seguirà una relazione sui lavori. La commedia dialettale Ratelle, Sciarbelle e di Vito Elio Petrucci sarà portata in scena al Teatro Dialettale Stabile della Regione Liguria alle 18 al Centro Civico di via Buranello a Genova. Una cena di raccolta fondi per l'acquisto di materiale ludico e didattico per i degenti dell'ospedale Gaslini di Genova lo organizza il Comitato San Giovanni Battista di Recco al ristorante Vitturin a partire dalle 20. Concerto di Amedeo Solimano alle 21 al Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo. Durante la serata, dal titolo Ispirati dalla musica, saranno raccolte offerte per le vittime del Ponte Morandi e per le aziende danneggiate dalla mareggiata del Tigullio. Concerto rock al Blue Seagull di Chiavari. A partire dalle 22 si esibirà la blues band The White Brothers. Parliamo di pesca. Filippo Montepagano, campione della FEMA Chiavari, torna alla vittoria nella specialità del long casting, il titolo assoluto di campione italiano con 977,25 metri totali. È stato conquistato nella 4 giorni di gara a Castelvolturno in provincia di Caserta. Il portacolore della società chiavarese ha rimarcato la sua abilità tecnica giudicandosi i titoli parziali delle categorie 100, 150 e 175 grammi, lanciando i piombi rispettivamente a 239 metri, 248 e 250 metri. Secondo posto Alessio Massa di Sarzana, terzo posto Matteo Monti di Carrara. Questa era l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione, rinnovata domani 12:45 TG13. Grazie per essere stati con noi, vi lascio ai programmi serali sulla nostra emittente e vi auguro una buona serata.